Sì, allora io ho letto stamattina sul giornale che lei parlava di strumentalizzazione. Da parte di chi intende? No, l'ho appena detto, io mi sono sentito con Piero l'altro giorno, appunto informando che la proprietà mi aveva comunicato di avere intenzione, per la verità non è che sia in vendita da oggi questo stabile, come è noto a tutti quelli che frequentano la piazza, le qua di Portoguaro, è in vendita, non in svendita, appunto per quello sarebbe stato venduto già una decina di volte. È in vendita da parecchi anni e qualora si rappresentasse l'opportunità di poterlo cedere, visto che non abbiamo la proprietà, non ha alcuna intenzione di ristrutturarlo, lo vedremo. Strumentalizzazioni sono state fatte proprio per quello, perché era solamente una questione di carattere logistico, di carattere di scelta da parte dei proprietari, quindi sono state inventate tutta una serie di elucubrazioni. Ho visto tra l'altro anche di scazzottamenti, qualcuno parla di baruffe e chiozzotte oggi o portoghesi da qualche parte, verso Nuova Venezia. Ecco, questo direi che è una cosa che non mi piace e che come diciamo, fondatore di Forza Italia prima e poi come aderente di Forza Italia poi, francamente vorrei che cessassero. Ecco, direi che ogni tipo di ostilità tra componenti anche diversi che hanno formazioni, culture, estrazioni anche politiche diverse venissero meno, tanto più in una campagna elettorale come questa che non si preannuncia facile e che richiede invece la massima unità, la massima coesione. Non serve l'amicizia è un sentimento diverso, ma la massima coesione, la massima unità, la massima determinazione da parte di tutti gli aderenti, me compreso, perché il nostro movimento politico possa avere il successo che ci auguriamo possa avere. E possiamo dire che l'eco mediatico che è stato sollevato alla fine ha fatto bene al PDL perché le ha fatto cambiare idea e almeno fino al termine della campagna elettorale resterà aperto. Perciò alla fine, e qua cito solo i due siti locali che hanno pompato un po' la notizia, diciamo, e a seguito poi anche i giornali. Ha fatto bene al PDL secondo lei? Oltre che alla vendita dello stabile? Ma guardi, in questo momento sono ancora un senatore della Repubblica, quindi le rispondo come senatore della Repubblica del PDL, sono lieto di tutto quello che possa conferire e dare maggiore sostanza e successo, ripeto, al mio movimento. Come rappresentante della proprietà, ripeto, non ho cambiato idea io, perché ripeto, non sono io il proprietario di questo stabile. Per quanto riguarda la proprietà, credo che sia un ennesimo atto di disponibilità e di generosità da parte della mia famiglia nei confronti di questo movimento politico. Allora, approfittando della sua presenza per un fatto politico proprio, poi chiudiamo, so che è un po' magari scomodo, perché ci sono due coordinatori. Questa sedia qua è un po' scomoda per il resto. Marambuschi ci sta bene, vedo che è sempre qua. Però ti regalerò una poltroncina nuova, te la vado a prendere da Bergamin dopo. i due coordinatori che non si capisce poi se Corliano è emigrato o meno. In questo momento, per far chiarezza a chi magari ci sta ascoltando e guardando, chi è del PDL che rappresenta il PDL? Esistono ancora i coordinatori a livello locale che poi di riflesso va anche a livello nazionale o è totale confusione e non si sa Guardi, niente? questo io le rispondo da iscritto al PDL, perché io non ho incarichi diciamo, di coordinamento di nessun tipo. Ho l'impressione, penso proprio di sì, che ci sia un coordinatore, ci sia un vice coordinatore, ci sia un gruppo dirigente che è stato nominato, che è stato eletto e quindi poi altre domande su questo versante dovrebbe rivolgerle al coordinamento provinciale, al coordinatore provinciale, perché praticamente non sono scelte che dipendono da me. Poi lei avrà la cortesia di sentire il coordinatore provinciale, il coordinatore comunale, il vice coordinatore comunale e loro le risponderanno. Il mio auspicio, guardi, lo voglio ribadire, è che ci sia la massima coesione e la massima determinazione per avere un buon risultato politico anche nella nostra Portogallo. Questo è l'unico auspicio che ho, non ne ho altro. Una battuta sola per finire. Adesso avrà più tempo per Portogruaro? Ma io guardi, avrò più tempo innanzitutto per la mia famiglia
e lo voglio ricordare, io quando ho iniziato questa, chiamiamola avventura politica nel 1993, perché sono stato uno dei fondatori di Forza Italia con Galan, subito dopo Galan, la tessera numero 2 di Forza Italia in questa regione, poi ho fatto anche il coordinatore regionale, avevo due bambine molto piccole, una aveva nemmeno 3 anni e l'altra non andava nemmeno in prima elementare. E adesso me le ritrovo alte 1,80 m tutte e due, una già plurilaureata e l'altra in via di laurea a Padova, quindi ho il piacere di godermi di più la loro compagnia, spero magari non subito di avere anche magari qualche nipotino per passare delle ore liete, quelle ore che purtroppo ho sottratto alle mie bambine quando erano piccole. Avrò il tempo di stare con i miei genitori che sono anziani e ai quali io voglio un mondo di bene come ognuno di noi vuole ai propri genitori, e quindi il primo pensiero va alla mia famiglia e ai miei affetti. Il secondo pensiero va alle nostre attività. Io faccio l'agricoltore, come forse qualcuno di voi sa, e quindi credo che sia per me doveroso e anche piacevole occuparmi delle nostre attività imprenditoriali in agricoltura. Naturalmente ho anche altri progetti di carattere professionale, ma è assolutamente credo poco interessante per voi prenderne nota. Il terzo pensiero ovviamente va al mio amico Silvio Berlusconi, che ho avuto l'onore e il piacere di conoscere nel settembre del 1993 ad Arcore, a casa sua, e che mi ha immediatamente convinto con la sua proposta politica. Io tra l'altro ho avuto l'onore di lavorare con lui in tutta la fase della formazione di Forza Italia, ho lavorato ad Arcore da settembre, appunto da fine settembre, fino alla presentazione delle prime liste nel 1994. Quindi direi che questi sono i pensieri fondamentali che in questo momento mi assorbono. Per quanto riguarda la mia città, lei sa che per me, io ci sono nato, qui ho tutti i miei affetti, qui ho la mia storia personale, ho anche la mia storia professionale e anche un pezzo importante della mia storia politica. Quindi l'amore per Portogruaro prevale su ogni altra cosa, e io amo la mia città come ognuno di noi ama la propria città, la vostra città è Portogruaro come per me, amo i portoghesi, ho qua i miei amici, qui intendo invecchiare. Qualcuno dice che sono un po' vecchio, però insomma ho 55 anni, non sono proprio vecchissimo, non sono ancora decrepito, e quindi ritengo di poter seguire da amico con gli amici che ci sono qua a Portogruaro l'evoluzione della nostra città con tutto l'amore che questa città meravigliosa merita.